Amici bellini, il brodo di giuggiole non si può più. Che bello, che bellezza. È ancora notte per me, per voi è mattina, vi siete svegliati capolisti come al solito. Ci sono molti screenshot, bello vedere la partita tatticamente, ma le parole di Spalletti oggi sono ancora più importanti, quindi cominciamo. Li avete visti sti ragazzi terribili? Sta pure qua vicino al basso. Il numero 77 VG, benvenuti a tutti i nuovi iscritti che arrivano, che accorrono sul canale, su Azzurro Fluido. Io sono Valerio Fluido e voi lasciate i like. È così che funziona, e funziona tutto a meraviglia. Quest'anno che, mamma mia, la rimandiamo la scivolata. È troppo bello venire, esserci anche abituati a uno standard di prestazione e di approccio. L'approccio alla partita è quello che mi è piaciuto di più nella partita di ieri. Un Napoli che la voleva vincere a tutti i costi, che non era distratto, che non pensava alla Champions, aggrediva, cercava di tenere palla. Quando tieni palla, ce lo spiega Spalletti, è meglio perché non permetti a Sassuolo di fare il Napoli, perché il Sassuolo è una squadra che vuole provare a fare il Napoli e ci ha messo in difficoltà. Con tutta onestà dobbiamo dire che qualche pericolo lo abbiamo corso, siamo stati bravi a metterci una pezza, siamo stati anche fortunati, il palo di Laurienté, ma il Napoli è fortissimo quest'anno e noi siamo pronti a parlare un pochino. Vedi, con un Ambrabamo tattico siamo già pronti a fare anche le pagelle, però prima gli screenshot, le parole di Spalletti, quante cose, quasi dovrei fare 2 video, però cerco di essere breve, di essere pregnante e succinto se è possibile, ma non serve essere succinti, anzi bisognerebbe parlare. Spalletti parla in conferenza dice di essere un po' pignolo, perché poi quando i gol arrivano da 2 giocate incredibili individuali, Kvara e Osimhen, ne parla baffà di quei gol che hanno fatto. Ovviamente Spalletti si preoccupa perché poi se ti viene meno la brillantezza del singolo, di squadra devi cavartela, e quindi ecco perché Spalletti dice sempre per essere pignoli. Abbiamo fatto bene nel primo tempo e anche nel secondo, però ci sono dei però, e quindi questa volta ci dobbiamo far aiutare anche dagli audio, perché dobbiamo essere precisissimi. Sentite Spalletti? Sempre per essere un po' pignoli, quando la palla arriva vicino alla nostra area di rigore, alcune volte non riusciamo a percepire la forza dell'alert, del pericolo, e la viviamo come quando si appallano, nella postura, nell'atteggiamento, comportamento, nella ricerca di andare a riconquistarla. Non siamo così feroci come meriterebbe la situazione. Bene, allora ragazzi, questo è annusare il pericolo. Parliamoci chiaro. Allora è per questo che io amo il percorso anche che abbiamo fatto sul canale. Abbiamo cercato di vedere il calcio in un certo modo, Gattuso all'epoca, poi magari vorrei tornare indietro e fare i video anche su Ancelotti e su Sarri e tornare indietro. Questo è l'annusare il pericolo. Spalletti, a distanza di 3 anni da quando Gattuso veniva insultato per dire che non annusavano il pericolo, Spalletti in una stagione dove quasi tutto perfetto ci dice però in alcune cose dobbiamo annusare il pericolo, la postura. Però la comunicazione, rispetto a Gattuso, c'è la comunicazione, c'è l'esperienza di un allenatore che ha 1000 panchine. Non puoi paragonare Spalletti e Scalluso non li puoi paragonare, perché c'è l'esperienza di uno che sa anche come comunicartene le cose, lo sa dire al momento opportuno e lo saprà evidentemente anche comunicare alla testina dei giocatori. Annusare il pericolo è incredibile. E ci sono altre cose che sono simili ad altri allenatori che abbiamo visto, che guardate quanto è importante saperlo anche dire, saper dire le cose. Poi parla di Kvara, la farfalla che non sa dove va a svolazzare, eccetera eccetera, e poi ci parla anche gli chiedono tra Olivera e Mario Rui come li sceglie, e lui è chiarissimo nel dire contro i giganti, Kim, Di Lorenzo, e poi ci cita anche Rachmani che merita un voto alto oggi.
E là è difficile per me cambiarli, non li posso cambiare. È più facile cambiare Mario Rui. Perché? Perché Mario Rui lo esalta comunque per le sue qualità, però fisicamente soffre sicuramente rispetto a certi avversari, e allora io mi sento più tranquillo a mettere uno che comunque ha un motore importante e ha una certa forza. Oliver, bella partita anche di Oliver. Dopodiché esalta anche Zerbin, come è giusto che sia, e poi c'è un altro audio perché gli si chiede delle gerarchie. Ecco che questa è un'altra cosa che ritorna spesso, perché Spalletti in questo anno, dove noi ci chiediamo anche, ma allora qualcuno si è chiesto, ma allora erano i giocatori che non andavano bene, qualche senatore che teneva troppa pressione addosso, eccetera eccetera. Spalletti la dice proprio bene. Ascoltate insieme a me. Poi naturalmente sono state delle esigenze a livello societario che hanno portato questo, perché io sono convinto che quest'anno, anche se fossero rimasti calciatori tipo Mertens, Koulibaly, Fabio Ruiz, avremmo fatto un grande campionato lo stesso, perché il nostro campionato di quest'anno viene fuori un po' anche da quello che è stato costruito l'anno scorso, perché se no anche qui poi bisogna che reagisca, cioè ad alcuni in 3 anni gli ci vogliono 3-4 anni per costruire. Io in un anno dovevo vincere, vabbè che io vi sto sui coglioni più degli altri, però è una cosa che poi questa qui andrà un po' modificata qualche volta, perché sennò è troppo facile poi. Si dice poi Che sono andato a cercare, però Vabbè. Poi dice andrà modificata, quasi come a dire, se io poi resto l'atteggiamento vostro deve essere diverso, datemi il tempo di lavorare, e questo ci sta. Però vedi, qua si ritorna sempre al discorso del percorso. Quando Spalletti è arrivato dice io riparto da quanto di buono si è fatto l'anno precedente, quindi si fa il percorso e si arriva a certi livelli con una crescita, si fa quinti in classifica, si fa terzi in classifica, e quest'anno siamo primi in classifica. Molto bene. E quindi ci risponde anche a chi di noi si chiede, dice ma meglio di Insigne, Mertens, senza Mertens è meglio perché vanno no, se ci fossero stati quelli si sarebbe fatto comunque bene, perché il percorso ti ha portato da gran signore. Spalletti avrebbe potuto anche non dirlo, avrebbe potuto semplicemente pensare a quelli che ha adesso, poteva prendersi i meriti, e invece no. Anzi, il video è lungo, che faccio? Vado avanti, non fa niente. Poi si parla anche di un Sassuolo forte, e come è giusto che sia. E guardate qua vi dico un'altra cosa importante. Va bene a citare che questa vittoria qui probabilmente per la forza dell'avversario è diversa da altre, e probabilmente sono troppo pignolo io quando dico che in alcuni momenti dobbiamo avvertirlo questo pericolo, perché poi il Sassuolo ci assomiglia molto come squadra. E chiudo perché non è importante, perché quello che mi interessa sottolineare è che se la domanda è buona, qua mi rivolgo poi agli addetti ai lavori, se la domanda è buona, se gli dai uno spunto all'allenatore, l'allenatore riflette. Possiamo essere anche noi, Spalletti se li guarda i video lascia i like, voi li avete lasciati i like, se noi diamo degli spunti ai nostri giocatori, ai nostri allenatori, senza fare le solite domande, quanto sono importanti i tifosi, se gli dai degli spunti anche tecnici, tattici, l'allenatore mentre risponde riflette. Allora, se ha cominciato dicendo però dovevamo fare bene qua, dovevamo fare bene là, ancora non siamo così, ed è giustissimo che lo faccia perché bisogna essere pignolo, Spalletti arriva a fine conferenza a dire forse sono anche troppo pignolo se non metto in conto che il Sassuolo è comunque una buona squadra e che giocano bene e che comunque avevano battuto per esempio non ultimo il Milan 2-5, e quindi è l'importanza anche dell'ambiente degli addetti ai lavori, fargli delle domande interessanti, stimolarlo, tenerlo sempre così, invece di rompergli i coglioni come lui dice, stimolarlo e portarlo a eleva, ma che elevi tu, che elevi. Insomma, sono soddisfattissimo e dovevo dare importanza e priorità alle parole di Spalletti, che secondo me è stato perfetto, e lo è quest'anno nella comunicazione, sta tenendo tutti sulla corda come si deve, e adesso è il momento di guardare anche qualche immagine.
ovviamente un amico diceva: se è porno tolgo, questo è il tocco leggiadro della farfalla di Kvara. Era un passaggio credo di Oliveira non precisissimo. Kvara anticipa, era una palla quasi persa, ma anticipa il centrocampista del Sassuolo e poi parte in questo assolo. In questo assolo io devo fare anche vedere un movimento che fa Osi, che gli si trova davanti e fa il movimento a portarsi appresso il difensore e quindi aprire un po' lo spazio. Questa era una delle cose su cui Osi è cresciuto tantissimo: non andare contro il movimento del compagno, ma andargli all'esterno, allontanarsi per creare la possibilità di ricevere l'assist o di tirarsi fuori un difensore e quindi creare più spazio per chi sta attaccando. Bellissimo quello che fa Kvara, bellissimo quello che fa Osi. Se è porno tolgo così. E poi il gol di Osi, voi dovete vedere la distanza, ovviamente è siderale, il tiro arriva violento, lui si allarga così. Qua dovete capire che sì, Consigli è al centro della porta, ma lì deve stare, perché da lì può arrivare solo un cross. È impossibile, è imponderabile che un attaccante riesce in un microsecondo ad allungarsi la palla, crearsi lo spazio e tirare in porta con quella violenza. Quindi lì lui sta cercando di guarda bene al centro, controllare la difesa, fa un gol Osimhen da urlo, poi se ne mangia un altro, lo dirà anche Spalletti, più facile, ma Osi io me lo tengo così. A proposito di Osi vi devo far vedere un'altra cosa. Questo è il lancio di Rachmani. Guardate Osi come detta il passaggio di Rachmani, farà un lancio anche molto largo, non proprio ideale per l'attaccante, però sai che Osi ci arriverà e ti creerà qualcosa di complicato per gli avversari, e quindi ti puoi anche permettere di dargliela larga e lui può permettersi di partire in ritardo perché ci arriva prima degli avversari. Vi dovevo far vedere una cosa di Osi perché arrivano poi i numeri importanti, le 1000 panchine di Spalletti le abbiamo viste, ma Osi ha raggiunto non solo i 18 gol che fanno il paio con i 18 punti di vantaggio del Napoli, ma ha raggiunto dei numeri importantissimi per quanto riguarda la sua carriera. Ci ha messo 197 partite per arrivare a 100 gol e Messi ce ne ha messe 210, Drogba ce ne ha messe 236, Ibrahimovic 245 per arrivare a 100 gol, Ronaldo ce ne ha messe 301. Questi sono numeri pazzeschi. Non sappiamo se Osi avrà una carriera altrettanto fulminante. È un giocatore che rispetto a questi qua che vediamo in questa classifica non ha quella tecnica sopraffina. Il palo che prende Osi ti dimostra che lui non riesce a far girare il pallone con il sinistro quando sta in allungo, ma ha talmente tanto una forza, una straripanza fisica che sta facendo delle cose incredibili, e ad oggi mi sembra difficile trattenerlo, perché se un qualsiasi top club in Europa decide che gli serve un centravanti, a lui guarderanno perché questi numeri sono incredibili. Nel frattempo anche Kvara arriva a 10 gol e 9 assist, poteva arrivare anche a 10 assist, perché stiamo lì, ma veramente stiamo lì, è una roba impossibile da descrivere. E ultimi screenshot prima di arrivare alle pagelle. Ah sì, questo è dove arriva il pallone di Rachmani per completezza, perché guarda come lontano è dalla porta, così si libera della marcatura di due di loro e fa un gol da urlo, e infatti ho urlato, ve la siete vista la reaction? Ho urlato come un ossesso. E poi mi piace sottolineare quello che nessuno vi farà vedere, magari qualcuno ve lo farà vedere, ma io ve lo faccio vedere di mattina presto. Sassuolo-Napoli 0-2 al 47esimo e 47 secondi del primo tempo. C'è una punizione per il Napoli, la batte Elmas, scambia con Politano e la batte al centro. La palla credo che arrivi ad Osimhen che fa un colpo di testa, non mi ricordo, insomma la palla arriva subito a Consigli che la rilancia immediatamente. Guardate chi torna a marcare poi Laurienté, che stava pronto per il contropiede. Abbiamo visto che può far male Laurienté, arriva Lobot, che arriva Elmas come i pazzi, sono i primi difensori che fanno tutto il campo al 47esimo in vantaggio per stoppare il possibile contropiede, perché questi ragazzi sono mentalizzatissimi. Veramente io non ho più parole per descrivere la soddisfazione che mi stanno dando questi giovanotti terribili. Meret senza voto, perché non gli posso rovinare la pagella con un 6, fa delle parate semplici, fa qualche uscita semplice,
alta, niente di che. Poi è chiaro, il gol annullato, e abbiamo stabilito che è stato annullato giustamente, riguardatevi la live, riguardatevi la reaction. Il palo preso dalla Rienté, lì ha battuto, non poteva fare niente, insomma senza voto merente. A Di Lorenzo do 6, il capitano mi capirà, ha sofferto un pochino la Rienté su quella fascia, non è stato super brillante come in altre partite. Questa potrebbe essere quella partita dove dice oh logo è arrivato al limite dell'affanno, non è un robot e dovrebbe anche lui riposare. Benissimo, non abbiamo perso la partita, non abbiamo pareggiato con la partita non perfetta di Di Lorenzo. 6. A Rachmani do 7,5, sontuoso, regista difensivo perfetto in tutte le cose, e lo vedi anche che sta dirigendo il reparto, i compagni, bene. 7 a Kim, una culibalata l'ha fatta, ma 7 perché comunque è un mostro. A Olivera do 6,5. Ad Anghissà do 6, croce e delizia. Anghissà io lo abbiamo aspettato finora, un po' lezioso, a volte straripante, a volte si vede che può giocare in punta di piedi, non lo voglio vedere in punta di piedi. Ieri mi ha fatto vedere il vero Anghissà, come può mettersi davanti agli avversari e non ti fa passare niente. Speriamo che si sia mantenuto per la Champions e speriamo di vedere un Anghissà da 7, 7,5, 8 in Champions. Per ora si prende 6 perché croce e delizia. Lobotka 7,5. Impossibile, lo marcano in 50 e lui trova comunque linee di passaggio, capisce quando deve andare, deve scavallare e andare oltre gli avversari per dettare il passaggio. Bravo in fase di distruzione, recupero palla. Mamma mia, Lobotka 7,5. Do 7 ad Elmas, partita di grande sostanza, di qualità, ma anche soprattutto di grande sostanza. 6,5 a Politano, non male. Do 7,5 ad Osi e do 8 a Kvara. Kvara era 7,5 a Osi, perché non voglio dargli sempre gli stessi voti, oramai vanno a braccetto tutti e due, Kvara, Osimhen e Kvara, però devo dare 8 a Kvara perché ieri Kvara ha dipinto calcio, era infermabile, era una di quelle partite dove dici mamma mia, questo è proprio forte. E ricordiamo sempre che è il più giovane della cucciolata. 7,5 a Osi comunque mi sembra un voto dignitosissimo. E per premiare voglio dare un 6,5 a Politano, che entra bene, pochi minuti per lui ma entra comunque bene, vivace, e mette un assist per pochi millimetri, viene annullato il gol a Simeone, e do a Simeone anche un 7 che secondo me se lo merita. È arrivata a 18 minuti il video, benissimo, perché stiamo a più 18 e allora più 18, e mi dovete lasciare 1800 like così noi andiamo, veleggiamo e ci prepariamo per la Champions, dove ci dobbiamo togliere delle soddisfazioni, dobbiamo continuare a vincere, perché come dice Spalletti, se poi non fai la prestazione, se inciampi in una qualsiasi delle competizioni, poi alla prossima partita c'hai quel dubbio, aspetta, io sono quello là che ero bravo oppure sono quello là che adesso è inciampato, e ti viene a mancare qualche certezza. Lo stiamo vedendo con i nostri avversari da New York. Valerio Fluido è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, ci sono i like finali, ci sono i commenti dove voi potete divertire a discutere anche tra di voi. Qualcosa me la sarò dimenticata, ma io vado a braccio, che vedi, vado a braccio. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi, cambia. Ah, ma no, che bella, io me li fai. Sono Saveri da soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.